Allora, questa giornata, questa assemblea è un'assemblea lavori in corso, perché lavori in corso secondo gli annunci sarò brevissima, perché dopo volevo anche farvi conoscere delle persone che collaboreranno all'interno della mostra. Abbiamo già anticipato nella nostra pagina Facebook, consiglio a tutti di vedere la pagina Facebook e di mettere mi piace alla pagina, perché lì ci sono tutte le cose che facciamo e ovviamente anticipiamo anche quello che diciamo in assemblea, insomma. E come avete visto, e per chi non l'avesse visto ve lo dico io, abbiamo pensato di fare una mostra sull'ex Umberto I. Una mostra che può avere diversi contributi. Noi abbiamo del materiale e tutto il nostro materiale è all'interno della pagina Facebook, quindi dentro potete vedere anche tante foto, tante cose e video. Abbiamo intenzione di mettere dei video a ciclo continuo molto interessanti. Per esempio c'è un video con De Martin, il nostro amato De Martin e Brugnaro, che presentano il progetto nel settembre del 2020 e dicono: è arrivato il progetto Cittadini 2 giorni prima delle elezioni, abbiamo risolto il problema dell'Umberto I, tutti contenti. Poi c'era anche un altro video più recente dove Brugnaro dice che quel progetto non gli piaceva tanto dopo che l'aveva presentato con tutti gli onori, tutte le cose, vabbè. Ed è bello vedere tutto questo materiale vicino, perché gli articoli di giornale del 2020 è arrivato. Ciao Michele. Michele, puoi venire qui per favore? Dai. Sì, dai. Sì. E poi avremo anche molti contributi delle cose che abbiamo fatto. Abbiamo anche delle interviste di Michele Boato, che ovviamente è uno dei nostri pilastri del comitato e che ha partecipato molto e che ci ha aiutato a far crescere, diciamo, questo comitato. E articoli di giornale che si contraddicono tra di loro, perché ovviamente dicono: è arrivato il progetto, poi là lì non ce la fa perché c'è la guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi, le cavallette, insomma 1000 cose, non ce la fa. E dopo un nuovo annuncio, è arrivato il progetto lì, eccetera. Vedere tutte queste cose insieme ha un significato diverso che vederle volta per volta, perché messe tutte in fila fanno vedere le contraddizioni di questa amministrazione, insomma, che è veramente lunare, cioè stanno parlando di un'area di 4 ettari che rappresenta un valore storico importantissimo. Noi nel nostro comitato, come tutti sapete, abbiamo sempre puntato alla parte storica, che per noi è fondamentale, cioè quello rappresenta la storia di Mestre, quel sito, la storia della fondazione della città di Mestre e la storia di un secolo di ospedale dai primi del 1900 fino al 2008, e quindi una storia, un pezzo importante della storia della città che vogliamo salvaguardare per la memoria soprattutto, ma anche perché quel sito rappresenta proprio il centro della città. Siamo vicini al Marzenego, tra l'altro, che è una zona umida molto importante, e quando vediamo il rendering, l'abbiamo visto anche con Carlo Giacomin più volte, vediamo tutti questi, abbiamo isolato i fotogrammi, vero Carlo? E abbiamo visto tutti i palazzoni, diciamo, che non lasciano assolutamente respiro, cioè non c'è verde assolutamente nel progetto che loro intenderebbero fare, c'è una volumetria comunque esagerata, ci sono dei volumi e del cemento che andrebbero a soffocare una delle poche zone che potrebbero dare respiro, potrebbero fare da polmone in una delle città più inquinate d'Italia, anzi forse la più inquinata. No, Padova ci batte. Padova ci batte. Esatto, e quindi abbiamo appunto un'avvertenza di cittadina di Mestre che secondo noi è molto importante e non abbiamo intenzione di mollare su questa cosa.
Gli ultimi annunci, ovviamente parliamo di annunci non credibili perché non sono più credibili oramai, dicono che prima dell'estate dovrebbe arrivare il famoso progetto, però è non credibile anche perché quello del 2020, il finto progetto del 2020 che era chiamato Master Plan, era fatto da uno studietto di architettura, abbiamo guardato anche con Gianfranco, che da solo ha fatto un cartone animato, giusto Gianfranco? Cioè non era un vero progetto, era un cartone animato, un'animazione diciamo su computer dove si simulava un qualche cosa, ma un progetto, come sanno gli architetti, come sa bene anche Gianfranco, cioè è un'altra cosa. E master plan sicuramente non era il nome adatto, perché master plan è un processo, non è un progetto. Il master plan è un processo di coinvolgimento dei cittadini, dei professionisti, anche per carità, studi di architettura. Non dico che sia un concorso, perché un concorso non è, però è un processo partecipativo, compreso i cittadini. Quindi master plan non è assolutamente un master plan, è un nome roboante che loro hanno voluto dare a questa, diciamo, idea elettorale, perché ormai insomma lo possiamo dire che era un'idea elettorale e nulla più, e quindi un vero progetto deve considerare altre cose. Le nostre preoccupazioni sono sempre le stesse, ovviamente la prima di tutte è quella dei padiglioni storici, che erano ancora a rischio crollo quando abbiamo iniziato a fare il comitato. Adesso io ci passo davanti ogni mattina e guardo e spero che rimangano ancora su, perché veramente con le intemperie, la pioggia, addirittura il De Zottis con Carlo abbiamo visto i tetti sfondati e la pioggia che ci va dentro e gli alberi che crescono dentro al tetto. Sono situazioni che dal punto di vista strutturale non possono reggere. Abbiamo fatto, come ben sapete, e trovate tutto ovviamente anche sempre nella pagina Facebook, un esposto alla Corte dei Conti per il fatto che quest'area è fatta di due sostanze diverse, diciamo così, la parte privata e una parte che dovrebbe essere pubblica, che già nel 2014, all'epoca Zappalorto, era stata consegnata all'amministrazione comunale. Abbiamo anche i documenti di questa consegna, li abbiamo anche dati alla Corte dei Conti. Il Comune si sta prendendo la responsabilità di non prendersi in carico. Ciao ragazzi, sono arrivati i ragazzi di Pandora, venite pure. Non si sono presi la responsabilità di prendersi in carico questa zona di 18.000 metri quadrati di struttura pubblica, perché è pubblica, attrezzature pubbliche, quindi lì dentro ci potrebbero essere uffici, scuole, qualsiasi cosa che potrebbe sicuramente rivitalizzare la zona. La zona non è degradata anche perché appunto nessuno la frequenta e quindi già dal 2019, quando c'è stato l'acquisto dell'asta, e ancora prima nel 2014, quell'area poteva già essere rivitalizzata. Quindi se oggi c'è un degrado in quella zona, anche commerciale purtroppo, e questo lo dobbiamo all'inerzia della pubblica amministrazione. Noi continuiamo a denunciare questa cosa. Poi c'è il famoso stabile CUP, che tra l'altro sarebbe l'unico ancora abitabile in un certo qual modo, perché gli altri padiglioni sono proprio pericolanti ed è pericoloso entrarci dentro, mentre l'ex CUP è ancora in uno stato di manutenzione accettabile. Infatti dentro ci sono i ragazzi di Pandora che hanno fatto addirittura aule studio, fanno incontri, tengono viva questa parte della città. E noi che cosa facciamo? Noi siamo quelli a cui le persone che passano domandano: ma cosa si farà all'Umberto I? Lo chiedono a noi. Noi non abbiamo nessun potere, non abbiamo nessun, magari ce l'avessimo, non ce l'abbiamo, nel senso perlomeno di riqualificare la zona, di poter anche contribuire a
Cioè io andrei anche con i pennelli, con la calce ad aiutare, voglio dire, no? Se si potesse fare, però questo non è possibile e l'amministrazione non la vuole restituire alla città. Noi vogliamo mantenere viva questa area, anche perché la storia stessa del comitato dimostra che i cittadini sono molto interessati a quest'area e potrebbe rivitalizzare il centro di Mestre, cosa che invece non si vuole fare. È un bene comune per noi, infatti il comitato si chiama Comitato Ex Umberto I Bene Comune. Abbiamo avuto gemellaggi anche con altri comitati, tra cui per esempio Poveglia, che ha fatto un articolo e promuove anche le 2 leggi di iniziativa popolare sui beni comuni e anche su altre cose che vi spiegherà il Vise. E siccome noi abbiamo intenzione di fare una mostra, all'interno di questa mostra abbiamo anche intenzione, ovviamente se andate sempre sulla pagina Facebook vedete perché abbiamo un articolo di Italy dove veniamo citati noi come comitato e anche Poveglia come i promotori appunto anche nel nostro territorio di questa idea di bene comune. E questa proposta di legge diciamo ci ha coinvolto ancora tempo fa, ma io rimetterò di nuovo tutto il materiale e lo lascerò qui e potremmo raccogliere le firme per chi vorrà per queste iniziative che ci spiegherà Alvise. Dopodiché ovviamente apriamo alla possibilità anche di altre iniziative che ci saranno molto presto ed è giusto anche dirle. Innanzitutto domani ci sarà una manifestazione molto affine alla nostra, che è quella di Viale San Marco, dove i cittadini del quartiere stanno lottando per evitare la costruzione di una torre ora di 60 metri, Michele. Dopo Michele ce ne parlerà. Abbiamo chiesto 20 ma non sì. è andata. 30 avevi detto. Prima 30, poi 20, poi sì. non è andata. E siamo andati in commissione municipalità proprio con Michele che ha fatto un bellissimo intervento, però purtroppo è passata questa cosa della torre, è passata e i cittadini se lo vedono sopra la testa, ma ci sono delle buone speranze, mi dicono, perché io sostengo questo comitato ma non sono all'interno e mi dicono che ci sono delle buone possibilità di fare ricorso giuridicamente al TAR perché ci sono delle falle molto pesanti su questo progetto, soprattutto riguardo al PAT, riguardo a determinate cose che dopo casomai Michele ci spiega. Quindi invitiamo a essere solidali perché l'abbiamo anche già detto al comitato di Viale San Marco contro la torre, alla manifestazione di domani che ci sarà domani mattina alle 10:30, Elenia? 10. Ecco, sì, c'è lui che ci può spiegare bene e poi lunedì c'è mi sento di proporvela perché è molto vicina e anche molto importante, che riguarda invece l'aria respirabile, che è il progetto di fare 2 inceneritori a Marghera, uno di Eni, uno di Veritas, per l'incenerimento dei fanghi che potrebbero essere quelli famosi PFAS. E Marghera, come sappiamo, ha ricevuto di contributi per le bonifiche, cioè nessuna amministrazione si sta impegnando veramente per bonificare la zona di Marghera. È vero che è una zona industriale, noi siamo qui diciamo come comitato che pensa all'urbanistica della città, no? E si pensa che la zona industriale, non facendo parte dell'urbanistica, del vivere civile delle persone, sia un po' qualcosa a parte, ma in realtà tutti quei veleni sono vicini a noi, sono vicini alle nostre famiglie, ce li respiriamo e quindi penso che anche questo faccia parte della salute, diciamo, dei cittadini e vadano sostenute anche queste cose. Questo lo diciamo a titolo informativo naturalmente, qui ci sono i volantini, dopo chi vuole se li può prendere e così vi informate anche su questa iniziativa. Ho anche portato le osservazioni che abbiamo fatto come comitato, che anche quelle le trovate nella pagina che riproporrò. Io invito sempre ad andare nella nostra pagina anche per vitalizzarla il più possibile.
e le osservazioni sul Bosco dello Sport. Allora, il Bosco dello Sport ha avuto uno stop dalla Commissione europea e questa è una bella notizia, una delle poche belle notizie che ogni tanto arrivano, e le nostre osservazioni, che sono qui per chi le vuole leggere in cartaceo, ma vi ripeto ci sono tutte dentro la pagina, sono delle motivazioni che abbiamo anche esplicitato in sede di consiglio comunale, perché il comitato ex Umberto I è andato in consiglio comunale il 21 di aprile del 2022 per dire che questi soldi del PNRR in realtà non dovevano servire per edificare in una zona agricola, come ci dirà anche Sara, di cui tra l'altro abbiamo un contributo video che inseriremo nel ciclo continuo della mostra. Questi soldi dovevano servire, secondo la missione 5 prevista dal PNRR, per la rigenerazione urbana della zona di degrado, quale sembrava scritta per l'ex Umberto I, una fotografia, perché quale migliore occasione per rigenerare 4 ettari all'interno del centro della città totalmente abbandonati. Non un soldo pubblico andrà per fare questa operazione e andrà invece per edificare ex novo in una zona agricola che non è affatto urbanizzata. Infatti nel video che abbiamo chiesto a Sara Wiesman di poter proiettare insieme agli altri si vede proprio che questi sono dei terreni agricoli in cui non c'è nulla, quindi non c'è nessuna zona urbana da rigenerare, e questi 90 milioni, faccio presente che lo Stadio Franchi, che è l'altro bocciato, ne costa 55, il nostro costa 40 in più, tanto per dire, no? Sì, c'è lo stadio ma c'è anche l'altra, ok, però, sì, però abbiamo un sacco di soldi, insomma. Bisogna rigenerare il cuore di Brugnaro, esattamente, però abbiamo avuto uno stop e forse anche le nostre osservazioni, tra l'altro ci siamo sentiti anche con Italia Nostra, perché Italia Nostra quando ha fatto le sue di osservazioni ci siamo scambiati un po' le cose, no? Quindi ricalcano un po' anche le osservazioni di Italia Nostra e forse grazie a quello che abbiamo scritto la Commissione europea si è resa conto della enormità di questo progetto. Quindi io adesso lascerei spazio, ovviamente ho detto un po' tutte le cose che vogliamo fare, e sì, un'altra cosa molto importante di questa assemblea, ve la dico subito prima di dare la parola agli agli amici del Comitato di Viale San Marco e anche a Michele. Allora, la cosa più operativa di questa assemblea è questa, che dobbiamo fare un calendario. La mostra, e queste date non le ho decise io, le hanno decisi quelli della sala, perché la sala ovviamente non è disponibile una settimana intera in sempre. Abbiamo individuato una data, il 26 di aprile, che è un mercoledì. La mostra durerà una settimana, dal 26 di aprile al 3 maggio. Dobbiamo decidere se includere o no il 1° maggio. Io sarei anche per fare un'altra cosa il 1° maggio, perché ho anche altre iniziative probabilmente da fare. Non cambia nulla, basta un giorno, rimane chiuso, però durante tutta la settimana. L'obiettivo è quello di tenere il presidio di questa settimana, quindi servono almeno 2 persone che negli orari di apertura mattina e pomeriggio tengono aperta la sala. Ora, cosa serve questo calendario? Serve a chiedere alle persone che si rendessero disponibili a donare minimo un'ora, quindi uno può donare anche un'ora. L'importante è garantire il presidio di tutta la giornata, le giornate di apertura della mostra. Quindi ragazzi, pensionati, io un po' meno perché purtroppo lavoro, magari potranno donare parte del loro tempo. Allora, il mercoledì, quando ci sarà l'inaugurazione, prenderò un permesso, quindi non lavorerò e starò tutto il giorno qui, quindi io ci sarò tutto il giorno, però non lo posso fare per tutta la settimana perché non posso prendermi una settimana di permessi, e quindi cerchiamo di collaborare tutti quanti, magari
anche col passaparola, non solo quelli che sono qui presenti oggi, ma magari chiedere a un amico, vuoi fare un'ora, eccetera. Noi siamo qui per raccogliere anche idee ed adesioni. Qui ho preso un blocchettino con delle penne, se volete lasciare il numero di telefono e la mail per chi si rende disponibile a donare ciao Cristina, vieni, dovrebbe esserci un'altra sedia. E quindi niente, ecco, questo è importante, dal 26 di aprile al 3 maggio. Per comunicazioni possiamo anche usare la mail del comitato, quindi ci potete scrivere una mail oppure chi ha il mio WhatsApp direttamente a me e mi dice anche in un secondo momento, abbiamo tempo fino al 26 di aprile, la disponibilità per coprire il calendario, ok? Io ho già sparso la voce anche a amici degli amici che magari potranno aiutare a coprire il calendario. Mano a mano daremo informazione di quello che abbiamo coperto e dei buchi che rimangono, ok? Bene, io lascerei prima parlare ovviamente gli amici del comitato di Viale San Marco che ovviamente a cui siamo solidali, totalmente solidali, perché anche loro chiedono che uno spazio urbano venga protetto e noi siamo con loro. E poi abbiamo Alvise che ci dirà 2 parole insomma riassuntive sulla proposta di legge. Ovviamente l'articolo di Italy ve lo ripropongo perché è un bell'articolo e parla appunto di come i comitati cittadini possono chiedere che i beni comuni vengano salvaguardati dalle amministrazioni pubbliche, ok? Allora chiedo a te di venire e io mi faccio da parte, dopo ovviamente i vari interventi, chi vuole intervenire me lo dice, dopo c'è Michele Boato che magari deve dire 2 parole anche lui e mano a mano chi vuole intervenire lo può fare. Buonasera, mi chiamo Roberto Sambo, faccio parte del comitato di Villaggio San Marco e come ha anticipato la Monica, domani alle 10:30 ci troviamo davanti al cinema San Marco, c'è un campo e ci raggruppiamo lì e poi faremo una camminata e andiamo verso il campo da calcio incriminato, perché ultimamente il discorso Torre ha preso un'accelerazione notevole e abbiamo assistito diverse volte ai consigli comunali, anche quelli della municipalità, dove l'hanno votata, anche perché la maggioranza è blindata, non c'è niente da fare. Ha perso qualche pezzettino. Sì, adesso c'è un po' di mal di pancia e noi lo sapevamo già perché la cosa va così. Abbiamo cercato in tutte le maniere di pubblicizzare la cosa anche tramite di filmati che sono stati fatti e messi su YouTube, di spiegare un po' certe situazioni e certe anche cose che dicevano che una contrastava l'altra, soprattutto riguardo il discorso del supermercato, dove dicevano che prima si doveva andare al supermercato, poi hanno fatto la furbata, ha detto spostiamo la Cadoro, solo che la Cadoro è 800 metri, lì hanno 2550 metri, ce ne stanno 5 di Cadoro dentro lì, quindi già quello suona strano. E poi ci sono quelli che avanzano, abbiamo paura e difatti abbiamo interessato anche i commercianti che lì vengano messi dei negozi, perché in un filmato che abbiamo fatto del 2011 c'era un tecnico che proprio lì ha detto che ci saranno tabaccherie, qualunque tipo di negozio oltre il discorso alimentare. Quindi le proviamo tutte, penso che l'unica cosa che ci riuscirà a dare un po' sarà il discorso se votano anche al Consiglio Comunale con il discorso del TAR. E lì vediamo, perché a noi ci hanno risposto picche su tutte le osservazioni che abbiamo fatto e invece davanti al TAR si spera che già qualcosa sia inclinato, diciamo anche nella maggioranza c'è un po' di malumore, speriamo che non arrivino, che non riescano a raggiungere la maggioranza per votarla, però siamo pronti a ricorrere al TAR e eventualmente al Consiglio di Stato. Anche perché abbiamo paura che quella apre una strada enorme, a parte il degrado che porterebbe, perché togli il verde, metti del cemento, quindi con le calure che ci saranno, cioè il cemento butta su un calore, ci sono 2 asili nido, una scuola materna, le casette più vicine, per esempio
L'altro giorno ho fatto delle riprese col drone, perché stiamo facendo un altro filmato sul verde, e allora abbiamo fatto a piano terra, diciamo, a pavimentazione, poi col drone siamo andati su e abbiamo visto che ci sono diverse case che hanno i pannelli solari. Quando verrà messa la torre, non so cosa succederà, perché cioè, dai studi che sono stati fatti dell'ombreggiamento ci sono diversi giorni che verrà, perché hanno parlato solo del condominio Zanetta, però davanti ci sono delle casette, quindi sono ancora più basse e quindi più soggette all'oscuramento. E poi c'è paura anche se si sposta la Cadoro, siccome c'era un progetto vecchio, che anche dove c'era la Cadoro volevano fare una torre anche lì, buttare giù tutto, cioè praticamente si aprirebbe una strada per fare. È un problema che abbiamo noi, ma vedo che in parte, in certi modi, c'è dappertutto. Ho sentito l'altro giorno dei problemi a Venezia, poi il discorso di Via Piave, quindi speriamo che anche domani la manifestazione abbia un successo, anche perché più si riesce a unirsi e portare avanti certi discorsi, più peso abbiamo e più cioè se si è soli tante volte ti sbattono la porta in faccia, magari appoggiandosi a vicenda vediamo di amplificare di più, le proviamo tutte, cioè chi si ferma è perduto, dicono, insomma. No, non ho altro da dire, insomma. Solo di invitarvi, se qualcuno domani può essere presente, farebbe piacere. Ecco, io ci sarò sicuramente, con la bicicletta, io ci sarò. Mi sono dimenticata di dire due cose. Una è che abbiamo già un contributo, a parte i video tra l'altro di cui anche Sara ci ha dato la disponibilità, e Gianfranco Vecchiato ha fatto un progetto di murales per tutta la città in cui cerca di identificare in ogni punto, ce l'ha illustrato, è molto bello, la storia, richiamare la storia della città di Mestre. Per l'Umberto I ha un contributo, cioè farebbe parte del suo progetto, però gentilmente ci ha donato, diciamo, per il tempo della mostra, la possibilità di vedere questa idea che dovrebbe essere dipinta, dopo vabbè Gianfranco se vuoi dire due parole su questa cosa, dipinta sulla cabina ex Enel, che è una cabina insomma in disuso vicino all'Umberto I e che richiama appunto la storia del castello di Mestre. Cioè noi abbiamo sempre, come sapete, lo dico sempre, lì c'era un castello molto antico, il Castelvecchio, e appunto noi cerchiamo di richiamare questa parte storica del castello. E Gianfranco con questo murales fa appunto ha questo scopo di dire alle persone che passano, che magari non hanno mai letto nulla sull'ex Umberto I, che lì c'era un castello, e questa è una forma di divulgazione visiva senza troppe spiegazioni, che serve sempre per divulgare e per fare partecipi i cittadini della storia del proprio territorio. E poi un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire prima, la dico adesso, sì, la mostra contiene ovviamente il nostro materiale, ma noi con questa assemblea vogliamo aprire ai cittadini. Se qualcuno passa parola, ha delle foto anche private dell'ex Umberto I, che vuole ovviamente divulgare volontariamente, sono interessanti, perché la vita dell'ospedale è da molto tempo, è da 15 anni che non esiste più, e le persone si stanno dimenticando che lì c'era un ospedale, c'era la vita, e vedere queste foto, anche questo aiuta per mantenere viva la memoria di quel luogo. Quindi se avete delle foto anche di amici, di persone che non fanno parte del comitato, che potrebbero essere interessanti, noi le esponiamo insieme all'altro materiale. Tra l'altro abbiamo anche un'amica del comitato da sempre, Elena, che fa esposizioni con quadri, e ci presterà ovviamente, non regalerà, dei pannelli come questo che vedete, dove possiamo attaccare con degli spilli le varie foto, che faccio per dire, adesso questa è in bianco e nero, l'ho messa così, questa sarebbe la casetta delle suore, noi magari cerchiamo di farle a colori ovviamente. La casetta delle suore, dove ci sono delle tracce del vecchio castello, questo per dire è
il padiglione cecchini, cioè materiale così a colori, possibilmente questo qua è un esempio. Questo è l'ospedale appena inaugurato negli anni 60, faccio per dire, no, com'era, delle cose visive e anche articoli di giornale, in più i video a ciclo continuo dove abbiamo i nostri contributi. Qui, se volete, sono le osservazioni sul Bosco dello Sport, che sono pertinenti con il comitato. Quando sono andata in consiglio comunale, la presidente del consiglio mi ha bloccato dicendo che non capiva perché il comitato ex Umberto I parlasse del Bosco dello Sport, e gli ho spiegato il motivo, perché appunto la missione 5 esatto, prevede il finanziamento. E adesso lascio spazio agli altri. Michele, vuoi dire due Sì, cose? due parole. Questa settimana di cui parla la Monica, secondo me, potrebbe diventare, se la organizziamo bene, un laboratorio dove ogni giorno c'è un tema che viene sviluppato. Un giorno c'è Gianfranco che presenta i murales, un altro giorno si presenta la questione del cosiddetto Bosco dello Sport, un altro giorno dell'ex Umberto I, tutti i giorni l'ex Umberto I, però associando ogni volta un tema che potrebbe diventare molto interessante, perché questo posto è facile da raggiungere. Se la cosa si organizza con una certa forza, potrebbe diventare il laboratorio in cui si pensa a cosa vogliamo di Mestre, insomma, cioè si guarda avanti, perché ci siamo sempre fermati un po' troppo presto no a questa cosa, no? E invece dobbiamo lavorare. C'è stato il lavoro, per esempio, all'inizio col comitato ex Umberto I, il quartetto, Sergio Barizza, Giorgio Sarto, Carlo, Stefano che è là in fondo che fa finta di non esserci, eccetera, e Stefano Sortelli, sì. Sì, scusa, è mega fica su sto. All'inizio c'è stato sto lavoro che aveva prodotto già non un progetto ma un metaprogetto, insomma c'era. Ci sarà anche Giorgio Sarto con Appunto, l'ideogramma. e lì il rifiuto di Cannella di incontrarli è stata una imbecillità sua, totalmente sua, perché da una cosa del genere poteva solo ricavare idee, di che cosa aveva paura, che lo sequestrassero, insomma. Ma il tema è ancora tutto valido. Quando si passa al Candiani, la scritta di fronte a lì è riapriremo qui, avete visto? Quindi non c'è questa cosa che chiude lì e apre dall'altra parte, questo non ha nessuna idea. Questo non ha nessuna idea, sta vagando così. Prima si pensava che si ingrandiva, che si spostava, poi, ma in realtà abbiamo capito che non c'è, altrimenti sarebbero state fatte filtrare le idee, ma non sono filtrate, zero, totalmente zero. Ho la paura che noi ci attaccassimo a una qualche mezza idea che fosse emersa da questo signore che aveva fatto questo progetto di cui non si capisce niente, insomma. Io questo lo dico perché secondo me il deficit che abbiamo a Mestre è questo, soprattutto, è quello di dire cosa vogliamo noi. E se questa occasione è bellissima, non dobbiamo buttarla via. Basta, ho finito. Certo, grazie Michele. Alvise. Allora, mi chiamo Alvise. Queste due due proposte di legge di iniziativa. Alzo la voce piuttosto. Allora, queste due proposte di legge di iniziativa popolare vengono dal comitato quel comitato che ha proposto anche il referendum sull'acqua, quindi Marco Bersani. La raccolta firme è iniziata il 3-4 febbraio, bisogna raggiungere 50.000 firme, in teoria si potrebbe già firmare digitalmente, solo che il sistema, la piattaforma su cui firmare è ancora in fase di test da novembre, e quindi nel frattempo siamo partiti con dei banchetti con le firme su cartaceo. Sono due proposte di forma di legge popolare che sono un po' tecniche, se vogliamo, perché insomma una riguarda la riforma della finanza locale, l'altra la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti.
però dette in parole povere, in sostanza, intanto sono complementari perché l'una sta con l'altra. Perché? Beh, perché la prima in qualche modo vuole affiancare, diciamo, al pareggio di bilancio finanziario, che strangola un po' tutti i comuni, infatti di fatto molti sono in dissesto finanziario per questo, e un bilancio ecologico, un bilancio sociale e un bilancio di genere. Perché voglio dire, raggiungere un pareggio di bilancio finanziario, come lo si raggiunge? Dismettendo patrimonio pubblico, dismettendo beni comuni, tagliando scuole, asili, eccetera. No, allora anche quello deve essere affiancato da bilanci che contemplino sia l'aspetto sociale che l'aspetto cosa stanno facendo a livello di transizione ecologica gli enti locali e anche nel rispetto, diciamo, di un pareggio cosiddetto di genere. Come si finanzia tutto questo? Si finanzia ripubblicizzando la Cassa Depositi e Prestiti, cioè facendola tornare a quella sua vocazione originaria per la quale era una cassa che era nata per finanziare gli investimenti degli enti locali. In che modo? Con dei mutui a tasso agevolato, cosa che non è più perché dal governo Berlusconi, adesso non so, 20-25 anni fa, è stata privatizzata e di fatto è diventata una banca come le altre, una banca quindi che vuole fare profitti e che, come dire, non presta sicuramente denaro o tassi agevolati, tant'è che poi i comuni adesso per finanziarsi devono andare sul mercato con chiaramente i costi che ha andare sul mercato o con i rischi di trovarsi titoli tossici come è successo in Pancia negli anni passati. Quindi il Cassa Depositi e Prestiti, che è una cassa in qualche modo nostra perché sono i soldi che i cittadini mettono alle poste, si parla di 280 miliardi di euro, quella, diciamo, vogliamo che sia ripubblicizzata in modo tale che possa finanziare tutti, diciamo, gli investimenti degli enti locali in modo tale da poter produrre appunto un pareggio di bilancio finanziario ma anche appunto ecologico, di sociale e di genere. Tenete conto che poi i trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali hanno subito un taglio mostruoso con la scusa che in qualche modo del debito pubblico, ma tenete conto che il debito degli enti locali ammonta a circa l'1,5% del debito pubblico, quindi una cosa irrisibile, ecco, in confronto a questo. Tenete conto anche di un'altra cosa, che per far cassa i comuni sono, siccome gli oneri, diciamo, urbanistici li possono introiettare, hanno dato un po' la stura a tutta quella situazione appunto di cementificazione, di appunto iniziativa del privato, proprio perché ne possono trarre degli oneri con cui in qualche modo sturare insomma, i bilanci in dissesto. Queste due leggi sono complementari, stiamo raccogliendo le firme, noi adesso magari saremo presenti in questa settimana in cui farete questa mostra con un banchetto e chi vuole appunto può firmare. Grazie. Grazie Alvise. Aggiungo una cosa a quello che ha detto Alvise. La Cassa Depositi e Prestiti, sì. La Cassa Depositi e Prestiti SPA, perché adesso è SPA, ha cambiato la sua mission e prima finanziava appunto gli enti locali, i beni comuni, eccetera. Ora finanzia progetti di interesse generale. Progetti di interesse generale che possono essere presentati dalle imprese e noi qui a Venezia abbiamo un esempio fulgido di questa cosa. Abbiamo la costituita, non costituenda, ma costituita Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, fondata da Brunetta, Zaia e allora, all'interno, come socio fondatore della fondazione, c'è la Cassa Depositi e Prestiti. Queste aziende che sono socie all'interno, stiamo parlando di aziende, stiamo parlando di multinazionali, perché abbiamo Eni, Snam, Amazon, Save, perché anche Marchi c'è dentro, e un sacco di altre aziende, andate a vedervi l'elenco perché è veramente impressionante. Fanno dei progetti in brainstorming. È una cosa seria perché noi all'inizio, quando abbiamo sentito Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ridevamo, ma questo qui è un progetto vero, molto serio, e tra l'altro all'interno come soci fondatori ci sono anche l'Università Ca' Foscari e UAV
e quindi ci sono insomma dei soci fondatori di tutto rispetto, e questi progetti verranno presentati alla Biennale della Sostenibilità, perché Brugnaro ha fatto anche una specie di gemellaggio con la Biennale. Tra l'altro Brugnaro è nel consiglio di amministrazione della Biennale, anzi è vicepresidente se non sbaglio, e ci sarà questa Biennale della Sostenibilità in cui, ciao Aldo, in cui i progetti di queste imprese verranno presentati già fatti, cioè non è che ce li dicono a noi, anzi uno l'hanno presentato, confezionato, ma non è un vero progetto. Ci dicono che verranno investiti 4 miliardi, e vi invito a sentire la proporzione di questa cifra, visto che il MOSE è 6 miliardi, stiamo parlando, 4 miliardi per la città campus, cioè fare diventare Venezia un progetto di area sviluppabile. Parlano di 2 milioni di metri quadrati su 4 miliardi di investimenti. Chi farà questi investimenti? Ce li metteranno le aziende, i soldi, non lo dicono, o ce li metterà Cassa Depositi e Prestiti, visto che hanno fatto un progetto di interesse generale perché sarà atto a, diciamo, ad andare a contrastare il problema della residenza, quindi interesse generale? Cioè stiamo dando in mano alle aziende la progettazione delle nostre città, e i beni comuni, quelli che i cittadini riconoscono veramente come beni comuni, non vengono assolutamente considerati, perché Cassa Depositi e Prestiti, come diceva il Vise, prima serviva ai cittadini, ora può legittimamente finanziare un qualsiasi progetto di interesse generale. Quindi se Eni presenta un bel progettone sull'idrogeno oppure sull'inceneritore dei fanghi PFAS, questo diventa un progetto di interesse generale, e la Cassa Depositi e Prestiti, ciao Sebastiano, che ricordo ha la pancia più grande di tutte le banche che ci sono in circolazione, cioè Cassa Depositi e Prestiti è tutto il risparmio postale, e dentro ha circa 280 miliardi. 280 miliardi di euro, ok? Quindi 4 miliardi per Cassa Depositi e Prestiti sono niente, e i nostri soldi potrebbero andare a finanziare queste cose, e invece di andare a salvaguardare i beni pubblici e i beni comuni dei cittadini. Ed è per questo che noi riteniamo importante, anche come comitati, per esempio anche Poveglia l'ha fatto, queste 2 leggi di iniziativa popolare. E naturalmente chi vuole le può sostenere, anche perché il nostro territorio sarà proprio coinvolto da questa cosa, proprio con la fondazione. E abbiamo anche i ragazzi di Pandora, tra l'altro, che vorrebbero dire 2 parole su uno dei pezzi dell'ex Umberto I, che è l'unico ad essere veramente rivitalizzato dai ragazzi e dai giovani. Ovviamente noi li abbiamo sempre sostenuti da sempre, siamo dei fans di Pandora, e ovviamente tifiamo per loro. C'è anche Sara che voleva dire qualcosa, facciamo parlare i ragazzi prima. Sara, ok. Sebastiano. Che sono... Ciao a tutti e a tutte. Vabbè, io mi presento, sono Valentina e faccio parte del laboratorio climatico Pandora. Vabbè, intanto ringrazio per questa assemblea, anche per l'idea appunto che è nata di creare una mostra anche per ricordare un po' cosa abbiamo davanti agli occhi, no? E cosa anche esiste nella nostra città, è esistito, e il fatto che ce ne si debba prendere cura tutte assieme. E nel momento in cui magari le amministrazioni si dimenticano un po' questo piccolo particolare, è una cosa importante che anche i cittadini e le cittadine riescano un po' a prendere in mano la situazione. Noi siamo i ragazzi di Pandora, e che da un po' di tempo ormai, da novembre del 2022, abbiamo voluto ridare vita a uno degli stabili appunto appartenenti all'area dell'ex Umberto I. Si parla del CUP in questo caso.
arriviamo da un percorso un pochino più lungo in realtà, in cui già avevamo voluto dare vita all'ex galleria d'arte che c'era qua in via Piave con il percorso di Loco, perché appunto pensiamo che non è che l'ex Coop sia l'unico posto in questa città abbandonato, l'unico buco nero, ma ce ne sono un po' e negli anni abbiamo voluto un po' indicarne un paio così, giusto per tenerli a mente. Da quando abbiamo voluto riaprire appunto il padiglione del Coop, abbiamo deciso di farlo vivere di tutte le necessità che come proprio gli stabili vengono abbandonati, tutte le necessità di cui la nostra amministrazione non si ricorda, ma ci sono e sono molto spesso anche quelli di giovani e giovanissimi che attraversano la nostra città e che dovrebbero viverla, ma si vedono completamente dei muri davanti, delle porte in faccia. Abbiamo aperto le aule studio, stiamo facendo assemblee anche con i ragazzi di Fridays for Future, con il coordinamento studenti medi e con anche molte altre persone, facciamo presentazioni di libri, avevamo fatto una piccola mostra anche noi un po' di tempo fa, stiamo cercando di ridare vita a uno spazio che secondo noi non dovrebbe essere abbandonato come nessuno spazio, però stiamo facendo vedere quanto invece che stare là a parlare, a pensare cosa si potrebbe fare, basterebbe tante volte dare in mano ai cittadini i pezzi della loro città e forse saprebbero come occuparsene. Siamo in realtà molto felici di questa mostra e anzi volevamo contribuire anche noi con del materiale, perché negli anni abbiamo fotografato un po' sia come l'avevamo trovato quel posto, ma anche e soprattutto come è diventato grazie a pochi lavori che si sono riusciti a fare, però sono stati molto importanti. E vabbè, questo è un po' quello che ci sentivamo di dire per adesso, e comunque appunto ribadiamo che l'importanza di prendere parola in una città in cui magari molto spesso ci si dimentica di farlo è una cosa importante. Noi appunto forse rappresentiamo, in questo momento siamo in pochi qua in questa sala, però in realtà ci sono davvero tante persone, tanti giovani e giovanissimi che vogliono prendere parola e vogliono riuscire a decidere, a avere un ruolo all'interno della loro città. E questo penso sia sempre bene ribadirlo, essendo che molte volte ci si dimentica di questo piccolo particolare del fatto che i giovani avrebbero qualcosa da dire, ma molte volte non viene neanche posta la domanda, ecco. Quindi così, e ribadisco anche io l'importanza del momento della presentazione che ci sarà lunedì a Malcontenta, come diceva anche Monica prima, al quale anche noi parteciperemo, appunto perché pensiamo che la presentazione di un progetto che è così importante per il nostro territorio vada fatta anche con la migliore accoglienza, ecco, di cui si ha bisogno in questo momento, anche perché non ci bastava solamente l'idea di Veritas di aggiungere le linee dell'inceneritore, come se già il nostro territorio non fosse inquinato. Adesso anche Eni ha deciso di portare qua tutti i fanghi contaminati del Veneto. Penso che un paio di cose tutti assieme le avremmo da dire, penso che ci sia questa occasione e vada sfruttata, ecco, solo questo. Grazie. Ricordo che ci sono i volantini, anzi Valentina, se vuoi li distribuiamo anche, perché è un peccato che rimangono. Volentieri. Ok. Sì, un pochino. Così li distribuiamo un po' chi vuole. Adesso c'è Sara che si presenta. Allora, sono Sara Visman, per chi non mi conoscesse, io sono consigliera comunale qui a Venezia. Io ringrazio Monica perché ha chiesto appunto la possibilità di mettere all'interno di questa mostra anche un filmato che è stato girato da me, ma con l'aiuto di Andrea Di Grigoletto e anche della ex senatrice Orietta Banin, proprio sui luoghi dove dovrebbe sorgere il Bosco dello Sport. Volevo collegarmi a tutto quello che è stato detto. Tra l'altro volevo dire che Cassa Depositi e Prestiti SRL è cofondatrice e socia
della fondazione, Sì, della fondazione e anche umana, tanto e anche umana, sì, certo, ce ne sono sì. tanti, c'è la team, ci sono tantissimi, Leonardo, ci sono tantissimi soci. sembra più un comitato d'affari che una fondazione, dove tra l'altro la parola cittadini non esiste. Siamo state proprio io e qui presente c'è la Maria Laura Faccini, ieri alla presentazione praticamente c'era all'Ateneo Veneto i 50 anni della legge speciale, c'era un rappresentante proprio della fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità che spiegava, e abbiamo toccato con mano quali sono questi progetti che però non coinvolgono in nessun modo la cittadinanza. E quindi all'inizio si è parlato molto dell'articolo 1 della legge speciale originaria, dove devono essere salvaguardate pietre, gronda lagunare e cittadinanza, e di tutto questo alla fine non si è più sentito nulla. Va bene, torno sul Bosco dello Sport. È stato detto molto, devo ricordare che anche appunto è stato girato questo video sui luoghi, sono campi in gran parte agricoli, tra l'altro una parte verrà espropriata proprio per avere la metratura necessaria, e anche qui sono tutti campi agricoli, anche quelli, e quindi anche tutta quella area che non faceva parte del quadrante di Tessera verrebbe ad essere inglobata per fare l'area tutta intera che andiamo a finire fino all'argine dietro del fiume. Noi avevamo fatto già dall'inizio, quando è stato presentato il primo embrione di questo progetto, subito avevamo chiesto all'amministrazione il perché l'utilizzo del PNRR sulla missione 5, l'abbiamo tirata fuori subito questa criticità, perché le caratteristiche per l'utilizzo di quel tipo di fondo erano proprio la rigenerazione all'interno di un tessuto urbano, laddove c'era un degrado e c'era da ricucire in qualche modo la parte sociale. Tutto questo ovviamente come caratteristiche non sono riscontrabili nell'area ex novo di Tessera. Perché dico questo? Perché quei soldi potevano essere benissimo chiesti per altri interventi molto diffusi sul territorio, ovviamente all'interno della parte urbanizzata. Uno l'ha detto prima Monica Coin che poteva essere proprio la parte della Umberto I, ma dico di più, anche quel verde dove vogliono costruire la torre Viale San Marco, perché quella era quella parte famosa degradata che poteva essere oggetto di un progetto di rigenerazione di quel verde, perché quel quartiere, se noi togliamo la pista quella lì di San Giuliano dove c'è la corsa, di quartiere non c'è verde. Quello era l'unico verde che si poteva riscontrare proprio nel Viale San Marco. E questa è lì un progetto di rimettere anche delle strutture anche sportive, poteva essere benissimo uno di quegli interventi fatti con la missione 5 che potevano rigenerare. Abbiamo fatto anche due conti, erano meno di 3 milioni, e si sarebbe potuto riavere tutto il verde al posto della torre e anche con qualche piccola struttura sportiva per il quartiere. Dico di più, io abito a Murano, una parte di quei soldi potevano essere richiesti per fare una copertura di una pista di pattinaggio che da anni stanno aspettando di avere, dove erano stati stanziati dei soldi con un paio di amministrazioni fa e che poi sono magicamente spariti. C'erano tantissimi luoghi dove poter effettivamente fare piccoli progetti diffusi, capillari in tutto il comune, e avrebbero questi sì avuto quell'obiettivo richiesto dalla missione 5, non di certo un campo agricolo. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Tra l'altro di questa cosa ne parleranno proprio Andrea Grigoletto che era venuto con me a girare, e la senatrice Vanin, che poi daranno informazione la Maria Laura Faccini.
Io sto seguendo in questi giorni, sono mesi che seguo i comitati e devo dire che i cittadini sono sotto attacco da questa amministrazione. Domani sarò presente alla manifestazione di Viale San Marco proprio per portare questa testimonianza di quello che poteva essere e di quello che non sarà, perché noi ormai abbiamo capito, se ci sono sì i mal di pancia in maggioranza, però poi con qualche contentino andranno al voto e sarà un voto positivo quasi sicuramente, a meno che non succeda veramente qualcosa di particolare. Una diarrea. Qualcosa di improvviso. Però devo dire, parlo di sottoattacco perché ce ne sono tantissime situazioni. Ieri sono stata davanti all'ex Giustiniana a Venezia e anche lì c'è un comitato di cittadini per la sanità pubblica. È un comitato che si sta battendo perché non vadano chiusi degli spazi che adesso sono importantissimi sia per la parte residenziale di quella zona, ma anche per gli studenti stessi che sono a Ca' Foscari, che hanno un problema enorme. Lì si vuole fare il campus, si vuole fare il campus qui di Venezia, di Mestre, però non hanno questi studenti la possibilità di avere il medico di base. Ci sono tantissimi nodi da sciogliere. Però dove si parte? Non si parte dalle fondamenta per creare una situazione nuova, una Venezia, una Mestre moderna, si parte dal tetto e come il buon vecchiato qui mi può dire, non si parte mai da un tetto, si parte dalle fondamenta per tirare su qualcosa di costruito che sia solido. E poi ci sono i ragazzi di Pandora, ci sono questi spazi che non vengono riconosciuti a tutte quelle situazioni giovanili che non rientrano nei canoni che vuole l'amministrazione. Ma i giovani sono giovani e hanno delle idee innovative perché non seguono una scia, non seguono l'onda di quello che è il già fatto, il già visto, hanno idee diverse e se un'amministrazione non riesce a cogliere queste situazioni non è una buona amministrazione. Io sono disponibile per qualsiasi atto che si possa portare anche all'interno del comune e domani ci vediamo alla manifestazione a Mestre. Grazie. Mi permetti di focalizzare una cosa, un discorso che ha fatto Sara. Sul discorso del bosco dello sport, perché stiamo attenti, non è finita, è una bella soddisfazione questa che è avvenuta dalla Comunità Europea, ma non finisce qui. Non sentite? Vabbè, no, era soltanto una cosina brevissima, che mi è venuta in mente adesso sentendo quello che diceva lei. Sul discorso non dobbiamo sottovalutare, perché ieri abbiamo sentito il sindaco che piangeva, no? Che si faceva la vittima solita, a un certo punto ha detto una cosa: non è vero niente che è terreno agricolo, perché quello è terreno edificabile. Allora, quello che hai detto tu è importantissimo, perché ci sarebbe, l'ho scoperto adesso, è una parte di terreno agricolo che dovrebbero espropriare. E su questo secondo me si giocherà la partita, perché c'è un mese di tempo, dove lui presenterà le sue osservazioni. E appunto perché dobbiamo stare attenti che quel terreno lì, ci ricordiamo, 11 anni fa è stato approvato come è stato trasformato in terreno edificabile con il PAT, ti ricordi? E quindi su questo lui punterà il dito, no? A dire quel terreno in fin dei conti è edificabile, però non è edificato, che sono due cose molto diverse. Una cosa è l'edificabile, una cosa è l'edificato, perché andrebbe riqualificato le cose già edificate, non l'edificabile, che è una roba tutta sua. Però se tu dici che in realtà il Bosco dello Sport prevede anche l'esproprio di terreno agricolo, allora lì dovrebbe cadere il palco suo, perché bisogna stare attenti, manca ancora un mese. Non dobbiamo cantare vittoria, perché sappiamo come vanno le cose. Ecco, soltanto questo volevo dire da puntualizzare, scusate se ho interrotto. L'altra Laura. Allora, solo due informazioni di servizio. Molti di voi sanno che io sono presidente del Comitato Progetto Comune e il vicepresidente è
Francesco Brunello che è qui, e noi facciamo tra le altre cose informazione. Abbiamo sentito tante persone, abbiamo sentito gli amici di Pandora, di cui sono molto contenta. A proposito del Bosco di Mestre, lunedì faremo una registrazione di cui stava appunto accennando Sara. Noi non facciamo mai incontri con contraddittorio, perché siamo convinti del fatto che ognuno debba ragionare e debba esporre le cose in modo compiuto, per cui dire tutto quello che ha da dire, se no si va a finire come in televisione, che ci sono i dibattiti che poi si trasformano in tragedie, perché viene fuori la qualunque e le persone che ascoltano non capiscono niente. Per cui faremo 2 incontri, il primo con Andrea Grigoletto e Orietta Vanin, proprio per parlare degli aspetti, diciamo, negativi, di quello che non ci dovrebbe essere, di quello che è stato fatto anche in Parlamento europeo, per cui ci sono delle cose che si stanno allargando, e dando proprio informazione. Io naturalmente ho invitato anche l'assessore De Martin per fare la stessa cosa, quindi sto aspettando che mi dia la disponibilità, quindi in un secondo momento si spera che venga anche lui, perché d'altra parte noi sentiamo le varie campane, poi ognuno ha la possibilità di scegliere. E questa è una, e se anche voi, lo faccio anch'io, faccio un po' di pubblicità, andate sulla pagina Facebook di Comitato Progetto Comune, mettete mi piace e mi segui, poi noi lì pubblichiamo tutti i video di vari incontri che facciamo. A proposito invece della città campus, l'ultimo incontro che faremo di protagonisti veneziani, che stiamo portando avanti adesso, sarà proprio con il rettore dello IUAV, che parlerà proprio di questa idea di portare decine di migliaia di nuovi studenti per ripopolare Venezia. E anche qui ci sono naturalmente delle idee diverse, perché, come è stato detto da un altro nostro ospite, pensare di ripopolare Venezia con studenti è come pensare di ripopolarlo con i turisti, perché ora come ora gli studenti arrivano, stanno e poi vanno via, quindi è un ripopolamento, diciamo, un po' sui generis, mentre noi dobbiamo ripopolare Venezia e anche Mestre in un modo più stabile, e migliore, più propositivo, facendo diventare le nostre 2 città attrattive, partendo dalla cultura e continuando poi con le varie altre possibilità che dovremo mettere a disposizione delle persone. Quindi è a cadenza settimanale, quindi se voi seguirete potrete vedere anche quello che hanno da dire i nostri ospiti. Per quanto riguarda l'ex Umberto I, anche noi ci siamo molto interessati di questa materia, perché per ognuno di noi molti sono nati lì, molte signore hanno partorito in quel posto, e ognuno di noi ha un pezzetto di cuore legato all'ex Umberto I. Io sono andata anche a intervistare i commercianti della zona, che sono esasperati e sono arrabbiati, sono veramente in condizioni in cui proprio non capiscono perché non si sia voluto fare niente in tutti questi anni, quantomeno si sarebbe potuto fare quell'inizio di rigenerazione puntando sulle cose che erano ancora bene comune. E così non si è fatto, si è persa sicuramente una grande occasione. Comunque, senza fare diatribe politiche, naturalmente, noi vogliamo dare informazione e rendere il più diffuso possibile tutte le anime di queste situazioni. E cominciamo, veramente stiamo per finire, ma poi riprenderemo appunto lunedì con il Bosco dello Sport e poi con il rettore dello IUVA. Ecco, volevo solo dirvi questo, grazie per avermi ascoltato. Grazie Laura, grazie. E c'era Gianfranco che doveva dire 2 parole e dopo va bene Claudio. Ora solo poche parole. Io penso che quello che stiamo attraversando, questo lungo periodo che stiamo attraversando, non raccoglie solo problemi di natura politica, perché molti di questi progetti, diciamocelo, sono nati anche con le giunte di sinistra. Io ero assessore quando per 5 anni ho cercato di portare avanti, dopo che era stato fatto l'accordo con l'ASL, il progetto di Douanier, che comunque era un progetto uscito da un concorso a cui era stato assoggettata l'ASL. Questo progetto era stato anche esposto
state fatte tutta una serie di discussioni pubbliche anche, e lo stesso Douanier poi si era reso disponibile ad alcuni interventi migliorativi, per esempio il CUP, che adesso è stato salvato diciamo, durante la fase di trattative con Douanier, perché nel progetto che era stato fatto dall'architetto Lombardi, che purtroppo morì il giorno che aprirono la busta, poveretto, e quindi c'erano degli edifici a torre anche sulla parte di sinistra di via Antonio da Mestre, compreso il giardinetto, furono tolti. Si ascoltavano insomma in parte anche le associazioni, però poiché il tempo che passa trasforma noi, trasforma la società, e noi stiamo parlando ormai di una società diversa, quella del 2005, che a sua volta prendeva spunto da progetti che risalivano agli inizi dell'anno 2000. Io ho ancora un volumetto in casa che si chiama Segnali urbani, amministrazione Costa, anno 2003, cui furono pubblicate con la partecipazione delle municipalità di allora, che erano 6 o 8, no, qui in terraferma, c'era anche il terrario per dire. Furono chiamati ad esprimersi con una serie di proposte studenti dell'università su diverse aree da sviluppare a Mestre, tra cui c'era anche l'area dell'ospedale. Andate a vedere lì, c'erano delle altre ipotesi. L'errore lì è nato da questo, me ne sono convinto dopo, perché io poi quando sono entrato me ne sono trovata già fatte le cose. L'ASL, perché l'area non era del comune, l'ASL voleva vendere incamerando diciamo, il massimo possibile sul mercato, perché doveva completare l'Angelo e aveva bisogno Padoan puntava ad avere almeno 32 milioni. Quindi cosa fecero gli uffici dell'urbanistica? Quanti erano i metri cubi che si erano affastellati negli anni, perché sembrava che poi non si dovesse più andare da nessuna parte? Erano circa 170.000 metri cubi, e quei 170.000 metri cubi sono stati trasformati naturalmente con tutta una serie di indicazioni, molto spazio verde, e quindi tutti sono andati in altezza, sono venuti fuori quei 3 grattacieli. Però quando parliamo di aspetti culturali vorrei ricordare che agli inizi di marzo sono stato insieme con Corrado Balistreri a fare un intervento anche io all'Università di Architettura, dove si ricordavano i 25 anni dalla morte di Egle Trincanato, una delle progettiste del viale San Marco, Samonà, Picinato, e la Egle Trincanato soprattutto mise la parte sua delle corti e i nomi goldoniani, e veniva dalla esperienza della Venezia minore. Ho ricordato durante la presenza diciamo, di molti studenti che io per età ho attraversato gli anni successivi al 68. Allora in Italia furono le università di architettura, da cui partì la contestazione giovanile, da Milano, eccetera, naturalmente dalla Francia, prima ancora dagli Stati Uniti. All'Università di Architettura di Venezia molti dei docenti capirono e stettero dalla parte degli studenti, non tutti, ma insomma, Samonà aveva una sua storia, come ce l'aveva la Trincanato, eccetera, eccetera. Insomma, c'era volontà di discussione, di analisi critica, di capacità, diciamo, di entrare all'interno dei problemi della società e di non restare soltanto dentro le aule universitarie. Questo oggi manca, ma manca molto, e dove si poteva continuare a progredire nel senso dello sviluppo della discussione, è stato cambiato dal punto di vista diciamo, della struttura istituzionale del comune, perché poi queste municipalità di fatto sono state accorpate ma sono rese praticamente inerti. No, questo è il caso della Torre, è uno. Allora, volevo ricordare questo, mi è venuto in mente perché all'inizio del mio mandato
c'è stata una notizia che colpì e allarmò anche molto gli uffici. Cioè a Padova, quindi noi avevamo anche un rapporto abbastanza diretto con l'amministrazione di Padova, che c'era Zanonato lì, e quindi facemmo anche con l'allora assessore Mariani all'urbanistica, facemmo diversi incontri sul piano bilaterale. C'era la questione dell'idrovia che interessava loro, c'era la questione del passante che interessava Padova, c'era tutta una serie di questioni. Si facevano incontri qua e si facevano incontri a Padova. Bene, nella giunta precedente, che non mi sbaglio era quella della Giustina Destro, che era una gallina padovana, era stato approvato un progetto di un luminare dell'architettura italiana, che era Gardella, in un quartiere di Padova, molto alto, eccetera. Ci fu un aspro dibattito, i cittadini di quel quartiere non volevano quel fabbricato. Zanonato ebbe il coraggio di porre la questione al voto, diciamo, e fu bocciato e ritirò il progetto, una cosa che non si era mai vista. Poi ce n'è stato un altro di fatto, saranno stati, che ve lo cito, un piccolissimo comune del Canton Ticino, vicino a St. Moritz, località internazionale, diciamo, no? Dove arrivano. Si chiama comune Celerina, 2400 abitanti. Un grande progetto di Mario Botta, ticinese, persona internazionale, già presentato, 4 torri di cui la più alta era di 77 metri, siamo là. Non la volevano gli abitanti di Celerina, anche se questo era un albergo, avrebbe portato soldi, eccetera. Allora la Svizzera ha un sistema diverso. Hanno fatto una sorta di sondaggio, di referendum. Allora, con 296 voti contrari e 88 a favore, quella era la gente che si espresse, fu bocciato il progetto di Botta e l'amministrazione lo ritirò. E anzi, chi l'aveva promosso, Marcus Melli, direttore della Enganding St. Moritz, società promotrice del progetto, ha parlato di un evidente schiaffo. Allora, cosa succede nelle democrazie? Com'è? Non chiedevo in che anno? 2008. Ah, 2008. Insomma, nelle democrazie succede che gli amministratori tengono conto di questo fatto. Se c'è una questione di natura settaria, politica, perché io devo dire sempre di no, perché tu sei da un'altra parte, è un discorso. Se ci sono delle ragioni, e qui ci sono, perché nel ricordare Egli Trincanato si ricordava anche il fatto che quello, se andiamo a vedere, tanto per banalizzare, su Wikipedia, troviamo ancora che quel progetto in casa, ne furono fatti più di 350 in Italia, col piano Fanfani, dal 49 al 63, in genere dati in mano, con un ufficio coordinatore centrale, dati in mano a grandi architetti del periodo. A Stengo per esempio ne fece uno a Torino, a Imonino ne fece a Roma, ne fu fatto l'isolotto di Firenze, eccetera. Qui l'ho preso in mano l'Università di Architettura di Venezia con Samonà. Lavorarono una trentina di docenti e naturalmente gli anni sono passati, quindi la questione della rigenerazione urbana, quella andrebbe affrontata perché non sono più case, diciamo. Però fu fatto un piano completo che prevedeva la strada centrale doveva essere eminentemente di natura residenziale e le strade esterne dovevano essere passanti. Poi non c'erano, quello è stato forse un errore dei tempi, non erano previsti dei parcheggi adeguati ai tempi che sarebbero venuti, però il campo di calcio e gli spazi aperti erano nel piano. Si dice no, ma lì erano stati previsti progetti, poi ne hanno tolti. Spazio che fra l'altro prevedeva delle torri alte, secondo il piano, non perché non, 8 piani, quindi sono alte. Quando De Martini ha detto no, ma il progetto ci rifà un po' al piano originario, non c'è mai stata una cosa di questo genere. Ora naturalmente se tu in un piano organico lo vuoi, perché sono passati 70-80 anni, lo vuoi mettere in discussione, lo puoi fare, fai un altro
fai un ragionamento di carattere generale e dici, poiché sono passati gli anni, sono passate le stagioni, ci sono tutte un piano urbanistico complessivo si può anche pensare di ragionarci su, ma se tu ci fichi dentro un elemento spurio alto da 70 a 60 metri e poi probabilmente ne farai un altro dove c'era la Cadoro e l'ex cinema a San Marco, tu che tipo di piano fai? Fra l'altro nel PAT, ma anche nei piani precedenti, il villaggio San Marco, così come il quartiere Giardino di Marghera, eccetera, hanno delle tutele tipologiche sicuramente. Poi sono state... quindi io mi aspettavo che l'Università di Architettura e il preside, il rettore, a cui mi risulta una delegazione di persone da Francescone, sono andati a presentare la mia relazione, si facessero sentire, perché mentre si stanno facendo sentire stranamente per vincolare con firme prestigiose quella roba della nave, la nave di Altobello, sono state firme prestigiose anche di istituti, mentre la gente del posto dice ma tutelare, cioè che non si possa toccare e alterare quel fabbricato, mentre una torre lì l'università non niente. Allora io mi riallaccio al discorso che faceva la Monica. Allora, questo piano dell'università e questo piano che poi sarebbe tratto praticamente dal progetto Boston, no? Provvisamente Folgorati, gli ha risposto, da quello non l'ho sentito ma ho letto, Giordani, dicendo una cosa molto semplice, il socialista Giordani, ma una città è fatta da famiglie, è fatta da persone che hanno un progetto di vita, è fatta da persone che possono durante il periodo in cui incontrano, vivono, eccetera, insomma questa è la città. Se tu la riempi di studenti nella speranza di tappare e per fare un altro, ma insomma, allora l'università non ha detto nulla per quanto riguarda la torre, perché ci sono degli incastri evidentemente di interessi. Non si può, una città non può essere governata in questa maniera. Il Presidente del Consorzio abbiamo contattato, ma anche... Non so, insomma, qui si vive in una situazione in cui se non fai parte, pare, se non fai parte degli amici sei tagliato fuori a vita. Ma che modo è questo? Cioè, io mi chiedo se si fa per dire. Allora, io spero che sia vera quella frase di Vecchioni, questa lunga notte dovrà pur finire, no? Ma nel frattempo cerchiamo tutti di dare una mano, una piccola mano per quello che si potrà fare, ripeto, non essendo contro nessuno, ma volendo discutere sulle idee, sul piano delle idee dobbiamo discutere. Se tu hai delle idee che ritieni che siano valide, ti confronti pubblicamente e vinci sul piano della comunicazione. Se non ce la fai e non accetti il confronto e non entri nel merito delle cose e sfuggi al dibattito, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E allora io come cittadino, al di là che ti abbia votato o non ti abbia votato, su questo modo di fare non ci sto, perché poi come diceva anche la Sara Visma, poi in Consiglio Comunale i voti sono quelli, una questione di grande saggezza da parte di una forza politica sarebbe anche in alcune condizioni fare qualche passo indietro, cercare degli elementi di mediazione. Io che provengo per mia cultura politica, sono stato democristiano di sinistra, ma democristiano, era un partito della mediazione, fino a un certo punto devi cercare di mediare. Questo quartiere qui, Piave, che è stato per tanti anni gestito da Millino, il figlio di Millino adesso mi pare è il capogruppo del PD. Io mi ricordo che mentre qui c'era un presidente democristiano, da un'altra parte c'era un presidente socialista, su un altro c'era un altro comunista, si facevano dei dibattiti, dei confronti con la Olof Palme
e invitando diciamo, schieramenti diversi, c'era un'effervescenza negli anni 80 e negli anni 90 che non si è più raggiunta. Siamo in una fase assolutamente Fra l'altro, l'ultima cosa che dico, nel 1975 la terraferma veneziana, quindi non solo Mestre, ha raggiunto il suo picco massimo di abitanti, 215.000. Ora non è che siamo all'epoca del ventennio in cui il numero è potenza, non è vero niente. Ma se andiamo a vedere che cosa questo ha determinato, oggi siamo circa 180.000 con circa 40.000, un po' meno, 40.000 diciamo, persone che sono venute da fuori, chiamiamole di varie provenienze, dai Bangladesh, i cinesi, i rumeni, eccetera. Quindi vuol dire che in realtà quelli che stanno qui, che venivano, sono 140.000, se ne sono andati circa 75.000 mestrini, o quelli che erano diventati mestrini. In parte hanno arricchito la popolazione dei comuni di cintura, ma un grande capitolo che era stato indicato come assolutamente innovativo e che avrebbe cambiato le cose era l'istituzione delle città metropolitane, che nella Costituzione sono state inserite insieme alle regioni. Qui la città metropolitana c'è, avete visto qualche beneficio dal punto di vista dell'allargamento della discussione, dibattiti, eccetera? No. Quindi, anzi, c'era quel progetto che poi è morto, di Pianiga, della Veneto City, dove c'erano milioni anche lì di metri cubi. Poi finito il periodo Galan, morto Indrizzi, sta cosa è finita, insomma, in sostanza, ma io mi ricordo che quando a Dolo c'era stato un dibattito, ero in giunta allora, e andai a sentire, e arrivò anche Cacciari, che era sindaco allora, a portare le ragioni di quelli che contestavano che si facesse quell'intervento da milioni di metri cubi, dicendo: ma sono passati, non vorremmo mica ritornare indietro agli anni 70, abbiamo visto tutti com'era sta cosa, no, vogliamo ripercorrere questa strada. Applausi. Il giorno dopo, è andato via, il sindacato di Dolo attaccò Cacciari dicendo: ah bene, tu vieni qua a Dolo a bloccare o a cercare di bloccare un'operazione che porterebbe chissà quante migliaia di nuovi posti di lavoro, però tu a Venezia hai approvato il progetto che fa lo stadio davanti a Tessera, e ora ti sei pesi da misure, no? E questa è la questione. Comunque, finché c'è vita c'è speranza, io penso, vedo tante persone animate dalla volontà di non cedere, diciamo, di fronte alle questioni, quindi è quello che mi auguro. Grazie Gianfranco. Riguardo il discorso che ha fatto, volevo aggiungere una cosa così per curiosità. Noi abbiamo contattato per i giorni delle giornate di Ronconi con la Biennale e è arrivato a Venezia Stefano Boato. No, scusa, Stefano Boeri. Allora abbiamo fatto richiesta, l'abbiamo contattato, gli abbiamo portato un po' di materiale, visto che lui era il padre del bosco verticale, gli abbiamo mostrato un po' il progetto e chiaramente quando lui ha visto ci ha guardato, ha fatto come un sorriso, mezzo sorriso, e non ha voluto più rispondere perché effettivamente ha detto: ma questo sarebbe il bosco verticale, noi l'abbiamo contattato e abbiamo presentato per avere un parere, così chiaramente non ci ha detto niente di particolare perché giustamente non voleva. Poteva anche dirlo però. No, ma siccome stavo riprendendo. Colleghi, sai, appunto. Fra colleghi, ma siccome gli ho chiesto posso riprenderlo e lo riprendevo col telefonino. Quando è arrivato a vedere il bosco verticale ha detto: può spegnere, è così per curiosità, ecco, le stiamo cercando tutte perché giustamente. C'era Claudio Sensini che voleva dire qualcosa per l'associazione Tutta la città insieme.
Sì, io rappresento l'associazione Tutta la città insieme, il consigliere Martini, che oggi purtroppo sono impegnati in un'altra assemblea sulla legalizzazione della cannabis, per cui non hanno potuto essere presenti. Per dire che sia l'associazione che il consigliere Martini sono disponibili e aderiscono completamente alle proposte del comitato, e quindi si può far conto anche su di lui e sulle persone dell'associazione per le varie iniziative. Ricordo che l'associazione ha già fatto alcune cose sui beni comuni, tipo l'attività sulla San Pietro di Castello, dove era stato prevista anche lì un progetto così definito di rigenerazione urbana, che prevedeva praticamente l'abbattimento di tutte le costruzioni esistenti e l'espulsione di 8 famiglie che ancora sono lì residenti, che derivano dalle vecchie famiglie degli esuli istriani e dalmati che erano stati messi lì negli anni 50, proprio all'epoca dell'esodo. E questa è stata una cosa abbastanza importante, perché ha coinvolto tantissime persone della zona. Fatto sta che la ditta francese che aveva presentato il progetto attualmente si è ritirata, e pare che il demanio, che è proprietario dell'area, ritiri i preavvisi di sfratto mandati alle famiglie e rinnovi le concessioni. Quindi si è tornati, sembra, se non ci sono altre offerte, indietro sulle posizioni. Ricordo ancora che Cassa Depositi e Prestiti è proprietaria anche dell'area dell'ex ospedale al mare del Lido, che è praticamente coetaneo dell'ex Umberto I, da cui si rileva anche dalle costruzioni dei padiglioni, che sono molto simili. Lì la situazione forse è ancora peggio, perché siamo davanti a un abbandono totale. Tra l'altro ci sono 2 edifici vincolati, che sono il Teatro Liberty, che ha perso tutta la facciata ma c'è ancora, e la chiesetta, che sono vincolati dalla soprintendenza, e quelli rendono difficili altri interventi. C'era stato un progetto di un imprenditore tedesco che ha già acquistato degli alberghi al Lido, ma questo progetto è stato misteriosamente ritirato, non si capisce bene se su iniziativa di qualcuno che l'ha convinto a ritirarsi, perché il progetto era abbastanza inerente alla destinazione sanitaria dell'area, perché si parlava di un centro di ricerca proprio sul discorso della elioterapia e della talassoterapia, che è sempre stata la vocazione dell'ospedale al mare. Attualmente si è in attesa di vedere quale altro progetto Cassa Depositi e Prestiti riceva, perché, ripeto, sono loro i proprietari dell'area, ma chiaramente non sono disponibili a fare l'intervento. Tra l'altro lì c'è ancora una struttura sanitaria importante ubicata nell'ex monoblocco, che è il distretto sanitario del Lido, che è una struttura importante, perché in un'isola come il Lido, se si toglie anche il distretto sanitario, non si capisce bene dove si vada a finire, che è un discorso molto legato, come diceva prima la Sara Visma, al Giustinian, perché lo stesso tipo di idea che c'è sul Giustinian, cioè togliere l'attività sanitaria e lasciare solo l'attività amministrativa, c'è anche sul Lido, però sul Lido chiaramente c'è un problema che sparirebbe tutto, e quindi la cosa è un po' lì ancora da vedere, oltre al fatto che non è stato stanziato un soldo per il Lido, quindi non si capisce bene che fine abbia quella struttura. Ecco, volevo dirvi questo, ripeto, sia l'associazione che Martini sono disponibili, quindi magari qualcosa insieme. So che collaborano spesso la Sara Wisman con Martini, in consiglio comunale si può fare. Poi io cercherei, e qua lo dico e lo nego, di muovere qualcuno della Lega, perché so che la Lega è molto scontenta di queste cose, però per adesso sono tenuti, Boato ne sa forse più di me, sono tenuti a rispettare gli ordini di scuderia, eccetera. Sulla collaborazione a Brognaro, per esempio, ripeto, al Lido la Lega si è spaccata e sono usciti la metà, per cui ci sono dei malumori, si tratterebbe un attimo di riuscire a farli venire fuori. Grazie. Grazie Claudio. Se c'è qualche altro intervento.
C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, anche dei ragazzi magari, anche fuori sacco? Devi dire un po' di più sull'organizzazione per la mostra. Sì, Sì. In maniera che certo. si capisca come collaborare. Certo. Allora, voi sapete che il comitato ha una mail, comitato, adesso non la ricordo mai, ogni volta me la dimentico. Comunque c'è, la trovate anche sulla pagina Facebook sempre, quello è il vostro punto di riferimento per qualsiasi cosa. Lì c'è Facebook che si chiama? ex Umberto I, Bene Comune, bravo Carlo. E la pagina Facebook, dentro ci sono tutte le nostre iniziative, è un vero archivio, diciamo, e quindi ci potete contattare tramite mail. Io naturalmente sarò io stessa a contattarvi per chiedere la disponibilità. Abbiamo già raccolto qualcuno, però non cantiamo vittoria, perché finché non abbiamo gatto, finché esatto. Quindi fate Umberto I @gmail.com. brava, comitato Umberto I tutto attaccato @gmail.com per la disponibilità. Adesso io metterò comunque sulla pagina Facebook il calendario. C'è Carlo che già come le aste ha alzato la mano. Ah, dovevi fare un intervento? No, che mozione d'ordine, ci chiamiamo Castelvecchio ex Umberto I. Se vuoi tenere Umberto I perché non sta cambiando nome. Non cambiamo ormai, Carlo. Ma è vergognoso, un re assassino è stato. Certo. E dimentichiamo la storia di Mestre, comunque per carità. Beh, noi l'abbiamo sempre ricordata la storia di Mestre, anzi volevo aggiungere in fondo che non cambia, secondo me non è così sbagliata. Sì. No, comunque all'interno della mostra Tutti conoscono l'ospedale. voi vedete questa sala, no? Ecco, questa sarà la sala dove si terrà la mostra, ok? La stessa sala dove stiamo facendo adesso l'assemblea. Metteremo dei pannelli come questo che gentilmente ci presta Elena e altro materiale, eccetera. Poi avremo una televisione a ciclo continuo che dà sulla vetrina, in modo che le persone che passano possano vedere anche i video, e avremo una sezione storica, cioè all'ingresso parleremo della storia del Castelvecchio anche, quindi con vario materiale che abbiamo anche con Lorenzo qua, abbiamo raccolto delle cose. Ciao Gianfranco. E poi avremo il contributo anche di Gianfranco, di Giorgio Sarto, che ha collaborato con noi, quindi queste fanno parte del nostro patrimonio, perché il comitato ex Umberto I ha una storia e ha avuto già dei contributi. Noi questi contributi li metteremo a disposizione. Poi lasceremo dello spazio per i ragazzi di Pandora, che decideranno loro che cosa darci, come darcelo, eccetera, carta bianca ovviamente. E poi avremo gli articoli di giornale in sequenza, che questa è la cosa più bella secondo me, perché si contraddicono tra di loro, cioè un annuncio dice una cosa e quello successivo dice che non è più vera, cioè, e quindi visti così uno dietro l'altro fa praticamente effetto Pinocchio, ma veramente effetto Pinocchio. 2009? No, li raccogliamo esatto, e quindi li mettiamo in fila per vedere le bugie dell'amministrazione. Questa sarà la mostra. Ovviamente il calendario verrà rinnovato e aggiornato mano a mano che avremo le disponibilità. Abbiamo chiesto disponibilità anche ai ragazzi, qualcosa se ci possono dare. Abbiamo dei pensionati di storia Mestre che qualcosa ci hanno dato anche loro, qualche altro pensionato. Però il progetto di cui avevo accennato prima, quello Sarto. Sì, la parte che venga messo bene in evidenza. Sì. Tra l'altro Giorgio Sarto ha detto, sì, dopo Roberto ti do la parola. Giorgio Sarto ha detto che non solo ci darà l'ideogramma, ma l'ideogramma in formato gigante, cioè ci darà il vero rotolo, quello dove hanno lavorato gli architetti, molto grande e molto bello, che è la prima idea che noi abbiamo elaborato come comitato. Cioè noi come comitato abbiamo un'idea dell'ex Umberto I
e l'abbiamo esposta fin da subito con appunto Giorgio Sarto. Non solo, ci fornirà anche delle foto originali molto importanti di vedute dall'alto del Marzenego, datate ovviamente dei primi del Novecento, insomma cose molto belle che esporremo, saranno delle chicche. Ovviamente si accettano contributi di ogni tipo. Io so che Storia Mestre, di cui faccio parte, diciamo, sono socia, qui c'è Stefano, ha un bellissimo archivio e magari qualcosa salta fuori anche da là, ne abbiamo parlato con Giovanna e anche loro potranno darci dei contributi. Siamo aperti, ovviamente passate parola, anche alle foto private, quindi se avete nonni, zii, nipoti, fratelli che hanno delle foto dell'ex Umberto I, dell'ospedale, le raccogliamo e le mettiamo nell'esposizione, perché questa deve essere la mostra della città e dei cittadini, quindi tutti quanti possono contribuire, va bene? Allora manteniamo il punto di riferimento della mail che è all'interno della pagina Facebook, così non ci perdiamo, e qualsiasi comunicazione la potete dare lì. Dopo c'è anche chi ha il mio numero di telefono, quello della Laura, quello di Lorenzo, insomma qualcosa salta fuori e ci potete contattare per dirci direttamente la disponibilità che è di quella settimana dal 26 aprile al 3 maggio. Vai Roberto. No, io volevo, come se aveva propositato, hai già detto dell'orario? Della mostra? No, non l'ho detto perché bisogna valutare anche le disponibilità, cioè non mi impegno a dare un orario troppo, diciamo, ampio fino a che non abbiamo tutte le disponibilità. Tendenzialmente facciamo pomeridiani e solo il festivo? No, facciamo dal 26 al 3 maggio, con il 1 maggio, adesso pensiamo se escludono. La mattina che ha senso? La mattina secondo me sì. Ok, e invece a me piacerebbe riprendere il discorso di Michele. Stefano Boeri. No, su sto fatto dell'occasione che il posto diventi ogni giorno con un tema, è la morte sua, come dire. Sì, ma con Michele dopo. Quindi accanto al discorso della disponibilità banale, ma fondamentale del presidio, del fare a guardiania, anche quello di proporre tema, perché c'è 7 giorni per 7 fratelli, cioè potremmo fare 7 ragionamenti. Si possono fare benissimo. Io personalmente proprio, ma non per ansia del protagonismo, ma per sviare un po' il discorso dai soliti disastri, no? Via del Tinto, no? Che ne avevo qua, che servirebbe 3 settimane da fare qua, no? Magari fare qualcosa anche insomma, io siccome purtroppo lavoro ancora nonostante l'età avanzata, io il sabato sarei libero, a me piacerebbe fare una call, come si usa dire adesso, che fa figo e fa giovane, e lavorare sul discorso di spazi urbani, cioè sulla riproposizione di spazi urbani, che non è la riqualificazione che spesso spacciata, che vuol dire fare cemento, riqualificazione uguale ristrutturare edilizia, no, riqualificare spazi urbani vuol dire che viverli, attraversarli con laboratori di teatro, della musica, ecco, io su questo mi spenderei volentieri facendo una brevissima relazione sul concetto di spazio urbano e anche cercando di avvocare a me, come dire, di chiamare altri per poter gettare dei semi di reinterpretazione dello spazio urbano a partire dal fatto che bisogna ciavarne, scusate il francesismo, ecco. E no, su questo lavoreremo insieme, dopo ci teniamo sempre in contatto anche con Michele e anche Roberto, ne parliamo e facciamo un programma. Ovviamente si accettano tutte le proposte, ovviamente, non solo quelle di Roberto e di Michele. Lì, sì, no, ma per dirti, i temi ci sono il bosco dello sport, che è un tema nostro, perché noi come comitato, cioè non è che lo proponiamo perché vogliamo parlare di qualsiasi roba, lo proponiamo perché il comitato ha presentato le osservazioni, cioè attenzione. La raccolta di firme, per esempio, un giorno con il certificatore dove si possono spiegare anche le finalità per chi volesse. Un giorno possiamo parlare appunto della parte storica, un giorno invece delle proposte che sono state fatte anche dal comitato
sull'utilizzo dell'Umberto I, perché se ne sono state fatte tante. Cioè io quando ricordo l'attività del comitato vado per riassunto, ma abbiamo fatto tante di quelle assemblee, tante di quelle riunioni dove sono intervenute persone anche da fuori che hanno fatto proposte eccetera, che dobbiamo assolutamente riprendere e riproporre durante la mostra, perché la mostra sarà un modo per riproporre anche tutta l'attività del comitato, che è stata sempre di approfondimento, perché noi non abbiamo fatto solo protesta, ma abbiamo fatto anche sempre studio e approfondimento sui temi. Questo ce lo dobbiamo ricordare, ed è il modo migliore per parlare con i cittadini, perché dobbiamo essere credibili. Cioè io ho preso a cuore questa cosa perché abito lì, perché lì vedo tutti i giorni i padiglioni che crollano, e io penso che come me, non sto dicendo perché io, no, tutti ci facciamo la stessa domanda quando passiamo là. Lo spazio è il luogo dove noi viviamo, e quindi per essere credibili dobbiamo anche trasmetterla questa cosa. Cioè è un fatto per cui i cittadini si riappropriano del proprio spazio. Le decisioni non possono passarci sopra la testa senza che noi nemmeno veniamo consultati, che dopo siamo quelli che ci viviamo sullo spazio. Quindi è un discorso di urbanistica, diciamo anche democratica, un'idea di urbanistica, quella che aveva Edoardo Salzane, faccio per dire, no? Che sono gli esempi più importanti che noi abbiamo avuto di cultura e anche di democrazia dei cittadini, in un territorio come quello del Comune di Venezia, che ingloba 2 città, perché sono 2 le città, c'è poco da fare, dove i cittadini non hanno un livello istituzionale di riferimento. Giusto per dirne una, quando siamo andate in commissione di municipalità con Michele, che si è parlato proprio dell'attore di Valle San Marco, ho sentito qualcuno che diceva: si è sempre fatto così, a Venezia, a Cafarsetti si parlava dei problemi di Mestre, così non c'erano i cittadini che rompevano le scatole, a Mestre si parla dei problemi di Venezia, così non ci sono i cittadini che rompono le scatole. È una tecnica, cioè questo tipo di amministrazione, che già ingloba 2 comuni che comunque di fatto sono diversi, distanti anche in un certo qual modo a volte, non ha uno spazio per i propri cittadini, soprattutto decisionale. Una volta c'erano i consigli di quartiere almeno, che dovevano essere ereditati dalle municipalità, le municipalità non hanno le deleghe, i cittadini non hanno nessun punto di riferimento. L'unico punto di riferimento è l'autogestione della discussione, come fa il comitato ex Umberto I, su dei temi che tutti quanti possono vedere coi loro occhi. Questo è lo scopo di questo comitato, finché c'è ovviamente lo scopo dell'ex Umberto I, che è rappresentativo del non governo della città, o meglio del governo di interessi che non sono quelli dei cittadini e che sempre ci passano sopra la testa, e noi facciamo un po' di resistenza. Non so che cosa riusciremo a fare, ma comunque saremo sempre una spina nel fianco di chi vuole diciamo essere autoritario nei nostri confronti. Ecco, questa è la chiusura dell'assemblea, e vi invito tutti a proporre e collaborare alla mostra soprattutto, e spargete la voce. Grazie.